Pallavolo femminile di Serie A Palazzo Chigi. Ospite del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti, nella magnifica Sala Razzi. Si conclude con una fotografia splendida, l'irripetibile stagione del club di Serie A femminile, capaci di conquistare 3 coppe europee e di portare 2 squadre nella finale di Champions League. Il triplete è stato celebrato in una cornice estremamente prestigiosa, alla presenza dei vertici delle leghe, della FIPAV e del CONI, nonché dei presidenti, degli allenatori e delle giocatrici delle squadre protagoniste, che hanno portato con sé i luccicanti trofei. Abbiamo detto a Palazzo Chigi, non è casuale quello che è successo, 3 coppe vinte in quest'annata, è merito grandissimo dei club, è merito delle ragazze strepitose atlete che hanno portato l'Italia sul tetto dell'Europa come non capitava da tantissimo tempo, ed è merito anche del lavoro che abbiamo fatto in questi anni. 10 anni fa la Lega era a pezzi, il campionato non finiva mai con il numero di squadre con cui era iniziato. Abbiamo lavorato molto per riqualificare la Serie A femminile, partendo proprio dall'immagine. Pensate al tappeto rosa che prima non c'era, pensate alla TV di Lega che appunto prima non c'era, pensate alla pulizia che abbiamo fatto. Oltre 40 squadre non sono state ammesse ai tornei di Serie 1 e Serie 2 proprio perché uno dei problemi principali che abbiamo dovuto sconfiggere nei 10 anni che abbiamo alle spalle è stato appunto il tema del doppio amministrativo. Questo ha consentito a imprenditori sani, che oggi giustamente il sottosegretario Giorgetti ha elogiato a Palazzo Chigi, imprenditori che hanno investito e creduto nella pallavolo di vertice, imprenditori che, come hanno raccontato, 6-7 anni fa non sapevano nemmeno come si giocava alla pallavolo, e che quest'anno appunto hanno ottenuto risultati importantissimi a livello europeo. Quindi tutto questo non è un caso, perché se investitori sani sono avvicinati al movimento è perché il movimento era stato ripulito e il movimento aveva un'immagine positiva. Veramente, anzi, hanno messo il posto bellissimo e sono orgogliosissima di questa 7ª coppa e non mi stanco mai di vincere, quindi sono riuscita con la mia squadra a portare una bella Coppa dei Campioni a Novara. Un'annata veramente fantastica, dove alla fine la Coppa Challenge è stata un po' la ciliegina sulla torta e niente, sono sicura che la società vorrà crescere di anno in anno e quindi anche il prossimo anno sarà un altro team all'altezza. E la cosa bella di Vero Volley è che fa sempre un passettino alla volta e dall'anno scorso siamo migliorati, quest'anno abbiamo fatto molto bene e il prossimo anno stiamo aggiungendo tasselli alla squadra per farla sempre più forte, quindi sicuramente sarà a noi fare un bel lavoro, però già siamo messi molto bene. Sono contentissima di essere tornata a casa perché veramente la considero una casa questa società, questa maglia è la maglia con cui ho vinto tanto e che sono veramente affezionata, a cui sono veramente affezionata tantissimo. È stato un onore grandissimo e davvero un motivo di orgoglio per questa società, per questo movimento della pallavolo che comunque si sta ampliando e perché sono veramente orgogliosa di far parte di questa pallavolo, di questo momento della pallavolo che secondo me è un momento di altissimo livello e sono contenta che anche insomma a Palazzo Chigi se ne siano accorti e ci abbiano ospitato in questa mattinata veramente speciale ed emozionante.